Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta con tutte le ultime notizie dal Veneto. In apertura di questa edizione ci colleghiamo con Vicenza, dove nella notte 2 auto articolati sono stati distrutti dalle fiamme lungo Viale Serenissima. Particolarmente impegnativo l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con numerosi mezzi e uomini per spegnere il rogo e smassare il carico, ma per ulteriori dettagli ci colleghiamo con Daniele Garbini e Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, confermo, siamo proprio lungo Viale della Serenissima e siamo nella zona a ridosso dell'autostrada di Vicenza Est, c'è una rotatoria più avanti, e questo è quello che è alle mie spalle, è quello che rimane di uno dei 2 tir che è andato proprio distrutto nella notte, come avevi accennato, proprio per un rogo. Diciamo subito che sono in corso ancora accertamenti per capire le cause, perché un altro tir un poco più avanti, a 150 metri là in fondo, ha subito la stessa sorte. Ecco, una cosa molto strana, perché ieri 1° maggio insomma, un evento del genere, soprattutto ripetuto, è una cosa che ha inquietato soprattutto i passanti, che per primi, ricordiamo, intorno alle 22 hanno visto proprio così il rogo che iniziava a interessare i camion, e hanno lanciato l'allarme, e in quel momento proprio è stato necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Sono intervenuti con 14 operatori e soprattutto anche con un reparto speciale da Verona, i GOS, che con una ruspa insomma hanno lavorato molte ore nella notte per sistemare e in qualche modo smassare il carico con questa ruspa. Solo alla fine sono riusciti anche a intervenire completando poi le operazioni. È una cosa, come dicevamo, molto strana, anche perché non ci sono al momento segni che lasciano pensare a un rogo magari di origine dolosa. Diciamo subito che fortunatamente non ci sono stati feriti, e già questo è una buona notizia. Polizia locale e Polizia di Stato sono intervenute e hanno compiuto i rilievi, ecco, per capire, per tracciare, eventualmente ricostruire le dinamiche. Quello che state vedendo è la motrice del camion, che è stata distrutta, il camion principale con l'intero carico. Tutte e 2 le motrici sono state distrutte, dei mezzi. Questo che state vedendo anche con le immagini di Simone Squarcina è quello che è stato completamente distrutto, anche quella parte del bilico che è alle sue spalle. È una cosa che lascia inquietanti. Ricordiamo insomma, che il 1° maggio è anche la festa dei lavoratori, dove si celebrano anche i roghi. Ecco, questo rogo di tutt'altro tipo, ovviamente. Per il momento allora non ci sono ulteriori informazioni, se ci saranno chiederò alla linea, però da Vicenza è tutto. A te la linea, Filippo. Grazie a Daniele Garbin per questo aggiornamento in diretta da Vicenza su questo doppio incendio che si è sviluppato nella notte, che ha distrutto 2 camion che erano fermi parcheggiati a poca distanza. È stata una notte di lavoro anche per i vigili del fuoco di Conegliano, che poco dopo l'1:30 sono dovuti intervenire in Viale Venezia per un'auto in sosta andata a fuoco. Sono stati i residenti a lanciare l'allarme, vedendo un'alta colonna di fumo levarsi dalla parte anteriore di una Volkswagen Polo. Le fiamme rischiavano di coinvolgere anche una seconda automobile parcheggiata di fianco, ma l'intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio. Ingenti danni all'auto colpita dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona però è rimasta ferita. I tecnici dei vigili del fuoco sono ora al lavoro per indagare sulle cause all'origine del rogo. E un incidente stradale si è invece verificato nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18:30 in via Padova, in comune di Cornuda. A scontrarsi sono state 2 auto, una delle quali è finita nel fossato. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Asolo ha provveduto, in collaborazione con il personale del SUEM 118, a prestare soccorso ai feriti delle 2 auto, 4 adulti e 2 bambine. Nessuno ha riportato gravi conseguenze, tutti sono stati trasportati comunque all'ospedale di Montebelluna. Sul posto sono intervenute dunque 3 autoambulanze del SUEM 118 e i carabinieri. Per i rilievi del caso il traffico è rimasto a lungo bloccato. Omicidio Cristea, siamo a Castelfranco, la difesa di Taha Benanni al riesame chiede gli arresti domiciliari, come è successo per Badr Rouaji, l'amico accusato dello stesso reato.
La difesa punta sulla disparità di trattamento. Tabennani è in carcere dal giorno dell'arresto accusato dell'omicidio di Lorenzo Cristea, accoltellato a morte durante una violenta rissa fuori dalla discoteca Baita al Lago il 4 maggio del 2025. Dello stesso reato deve rispondere l'amico Badr Rouaji, che però ha già ottenuto gli arresti domiciliari. Evidentemente Rouaji Badr, che ha già ottenuto la degradazione della misura, la sostituzione, è perfettamente comparabile, si trova nelle stesse condizioni, il soggetto incensurato, privo di segnalazioni, molto giovane, da parecchio tempo all'interno del carcere e con assoluta disponibilità da parte dei parenti di ospitarlo presso la loro abitazione. Gli avvocati Fabio Targa e Paola Miotti, difensori di Bennani, hanno presentato appello al Tribunale del Riesame di Venezia perché venga annullata l'ordinanza della Corte d'Assise di Treviso che il 20 aprile aveva negato al 22enne gli arresti domiciliari. In particolare il fatto che a chiedere il coltello in quella mattinata fosse stato con dei messaggi telefonici il Rouaji piuttosto che il Bennani. Il difensore di Rouaji, l'avvocato Fabio Crea, ribadisce a chiari note: posso solo dire che le prove oggettive, evidentemente condivise dalla procura, dimostrano esattamente chi ha impugnato il coltello. Insomma, si annuncia una battaglia tra le difese non solo sul possesso dell'arma, ma sulla responsabilità materiale dell'assassinio del 20enne di Trebaseleghe. Andiamo a Carbonera per la violenza dei bulli e il pestaggio di un tabaccaio. Il sindaco questa mattina, anzi la mattinata scorsa, ha incontrato uno dei minori coinvolti e c'erano anche i suoi genitori. Ci sono state delle scuse, ma il tabaccaio e la sua famiglia continuano a ricevere messaggi di morte. Ci sono poi minacce di morte anche sui social. Ci sono minacce di morte anche sui social, questo è stato ovviamente tutto riferito alle forze dell'ordine, è stato inserito all'interno della denuncia. Io mi auspico che qualcuno a questo punto faccia qualcosa. Non un singolo episodio, ma un'escalation, quella che si sta vivendo a Mignagola, nel mirino dei bulli, sempre Giovanni Galletti e la sua famiglia, gestori della tabaccheria all'Interspar. Minacce di morte firmate per noi e la nostra famiglia, sui social. Sì, li abbiamo registrati e sono sempre questi ragazzini? Sono sempre questi. La situazione inizia a precipitare martedì mattina, quando un 17enne del posto si presenta per un certificato nel centro di medicina, gestito proprio dalla famiglia Galletti. Uscendo da una visita dalla medicina di gruppo, devasta tutto quello che trova nella tromba delle scale della Salus, piante, vasi, quant'altro. A me sembra che fosse con la madre in sala d'attesa con la madre. Nel pomeriggio questo ragazzo viene da me a porgermi delle scuse, al mio rifiuto delle sue scuse, perché reputo che questo sia un atteggiamento che non sia consono, soprattutto in un centro medico dove ci sono pazienti, ci sono persone fragili in difficoltà. Comincia con delle minacce di morte, con degli insulti. L'uomo esce all'esterno, con il 17enne ci sono altri 2 coetanei, sono minuti di violenza. Questo è un morso che ho ricevuto appunto durante la colluttazione e appunto il pugno al volto con la rottura del setto nasale. Sul posto arrivano i carabinieri avvisati dai passanti, ma in realtà non finisce qui. Ieri ritornano armati di un pezzo di ferro, appunto lo scagliano contro il distributore di sigarette, rompendo il vetro e scappando successivamente. Erano travisati. Ieri erano travisati. Mentre sono scattate le indagini con i carabinieri coordinati dalla Procura dei Minori, il comune di Carbonera con il sindaco Federica Ortolan ha convocato nelle scorse ore il 17enne con i suoi genitori. Il ragazzo si è scusato. I genitori? I genitori anche capiscono, hanno magari una versione diversa e questo appunto sarà da chiarire con gli organi preposti. Di sicuro portano le scuse e hanno capito che il figlio ha commesso qualcosa che andava al di là di quello che può essere una semplice e normale reazione. Non si esclude un incontro anche con gli altri ragazzi coinvolti. Uno tra l'altro era stato chiamato in comune poco tempo fa. Seriamente preoccupati per noi, per le nostre famiglie, per i nostri collaboratori, per i pazienti del centro, per i clienti del supermercato, per la presenza di questi ragazzi.
Alex Zanardi non ce l'ha fatta ed è morto nella struttura sanitaria che lo ospitava da alcuni mesi. Il campione, prima pilota di Formula 1 e poi atleta paralimpico, era in gravi condizioni dal 2020 dopo un incidente stradale avvenuto in Toscana. Ci colleghiamo con Federico Fusetti che si trova a Noventa Padovana, dove Zanardi viveva con la famiglia, assistenza tecnica di Cristian Roque Allende. Buongiorno Federico. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, ti fotografo e vi fotografo la situazione attuale. Siamo a Noventa Padovana, siamo davanti all'abitazione di Alex Zanardi. Non c'è molto movimento, c'è un po' di stampa, un po' di colleghi giornalisti che in attesa magari di qualche dichiarazione che però pare non arriverà. È stata la famiglia ad annunciare la scomparsa di Alex Zanardi, affermando che se n'è andato serenamente, però al momento è uscita solo la cognata dal cancello principale che vedete alle mie spalle, ripreso da Cristian Roque Allende, e che ha comunque comunicato che al momento si chiede il rispetto del lutto per la famiglia e che comunque la moglie e il figlio non sono qui. Probabilmente hanno raggiunto la salma di Alex Zanardi che nell'ultimo periodo si trovava ricoverato pari in una struttura fuori regione, ma come tutti sapete c'è stata sempre grande riservatezza sulla situazione anche clinica di Alex Zanardi e ancor più sulla struttura in cui era ricoverato. Quindi non ci saranno dichiarazioni, si è avvicinato qualcuno, i vicini di casa soprattutto, per portare così il loro cordoglio alla famiglia. Una ragazza qui di Noventa poco fa ha portato dei fiori che ha deposto davanti alla porta dell'abitazione, insomma, ma poco più di così per quanto riguarda il movimento che c'è qui. Ci sono state tante reazioni, a partire da quella del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di un punto di riferimento riferendosi appunto ad Alex Zanardi, il Premier Giorgia Meloni, insomma, per molti una grande perdita, il governatore Alberto Stefani, e poi il CONI con il Presidente Bonfiglio che ha già annunciato che ci sarà un minuto di silenzio su tutti i campi per quanto riguarda la giornata di domani, quindi dove c'è un evento sportivo legato al CONI ci sarà anche un minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi, che ricordiamolo, insomma, è stato davvero un grande sportivo, prima alla guida della Formula 1 e poi delle auto di Formula 1 e poi come atleta paralimpico. Non dimentichiamoci i 4 ori e 2 argenti alle Paralimpiadi raggiunti da questo atleta che insomma è riuscito sempre a rialzarsi. A proposito di rialzarsi, ovviamente in senso metaforico ma veramente con una grande simbologia, non dimentichiamoci che ha vinto anche un premio letterario. E questo lo ha legato molto alla città, non solo il premio, ma la sua vita alla città di Padova, tanto che appunto vinse questo premio, il premio Memmo Geremia, con un libro scritto proprio su questo tema, cioè quello della capacità di rialzarsi. Personalmente tanti ricordi legati ai suoi incontri con gli studenti, che erano di una intensità pazzesca, la capacità di comunicare soprattutto con loro veramente eccezionale, e poi per molti di noi l'incontro frequente e anche se casuale lungo le strade di Colle Euganei, dove spesso si allenava con la sua handbike. Più volte mi è capitato di incrociarlo, adesso non è che ovviamente voglio diventare protagonista, ma è solo per farvi capire un po' com'era Alex Zanardi, che ripeto spesso incontravo lungo le strade di Colle Euganei, un gesto magari dall'auto e anche la sosta per fare 2 chiacchiere e una pausa negli allenamenti, ma pur non conoscendolo assolutamente bene, ecco, quindi davvero l'umanità che traspariva da tutti i suoi comportamenti quotidiani, in particolare con i giovani. Lutto cittadino a Noventa Padovana proclamato dal sindaco Marcello Bano, mentre sarà la famiglia a comunicare le date delle esequie, e questo avverrà ovviamente prossimamente. Alex Zanardi è stato ricoverato anche a San Bortolo di Vicenza in ospedale per un periodo,
periodo appunto per seguire il suo percorso di cure e riabilitazione, anche se l'incidente del 2020 fu davvero gravissimo e drammatico, come insomma tutti ricorderemo. Raccoglieremo testimonianze nel corso della giornata, poi questa sera naturalmente le avremo nei nostri notiziari. Filippo, io e Cristian Roccaiende qui da 90 Padovana ti restituiamo la linea. Grazie a Federico Fusetti anche per questo ricordo personale di Alex Zanardi, che come detto si è spento poche ore fa. Noi cambiamo argomento e vi raccontiamo anzi la vicenda di una ventenne che è stata fermata per un controllo stradale, sottoposta al test antidroga e le è stata sospesa la patente, ma poi i risultati in laboratorio hanno dato esito negativo. Come mai? Lo scopriamo nel prossimo servizio. Un errore non da poco per una ventenne che si è vista sospendere la patente. Il suo test antidroga è risultato positivo alla marijuana. Non sono servite le giustificazioni della ragazza, che ripeteva fino allo sfinimento di non aver mai fumato uno spinello. La giovane è stata fermata in Viale della Repubblica dopo aver trascorso una serata con dei colleghi. Alcol test negativo, tutto a posto, fino al tampone antidroga positivo. Il risultato scontato, patente sospesa e spedizione dei campioni a Roma per il verdetto definitivo. Ad aggravare la situazione datore di lavoro, che dopo aver saputo la notizia ha pensato bene di sospenderla con tanto di minaccia di licenziamento. Un vero incubo per la ventenne, che ha dovuto inoltre dare una spiegazione ai genitori infuriati. La beffa è arrivata con il risultato dei laboratori. È un falso positivo, un errore della macchinetta. La ragazza insomma è pulita. La sanzione è stata cancellata e la patente restituita. Un caso clamoroso, commenta l'avvocato Fabio Amadio, che assiste la ventenne, che pone seri dubbi sulla validità dei test rapidi, evidentemente non così affidabili come sbandierato. Rimane per la ventenne l'amarezza di aver vissuto dei giorni terribili, punita per non aver commesso nulla. Ed ora ci spostiamo in provincia di Vicenza ricorderete forse il caso del tredicenne che era stato travolto e ucciso da un'automobile, da un'auto pirata a Lusiana Conco sull'altopiano di Asiago. Adesso una targa ricorda quel tragico avvenimento. Noi ci colleghiamo in diretta, per noi sul posto c'è Nancy Galdi con Alessandro Costacurta. Buongiorno Nancy. Sì, buongiorno Filippo. Dalle scuole primarie di Lusiana Conco, quelle frequentate dal piccolo Stefano Angonese, il tredicenne travolto e ucciso da un'auto lo scorso 7 settembre a pochi passi da casa mentre era in bici con un suo amico. A inizio novembre era stata piantata per lui una magnolia proprio qui nel giardino della scuola, e adesso, esattamente martedì pomeriggio, è stata posta sotto questa pianta una targa per lui con foto e dedica. Noi siamo qui con suo fratello Samuele Angonese. La targa è stata un'idea della famiglia? Sì, diciamo che abbiamo preso l'idea anche della scuola, perché i suoi compagni di classe insieme a tutto l'istituto hanno dedicato questa frase: un albero per ricordare Stefano, un'anima che continua a fiorire nella nostra memoria. Vorrei rettificare che purtroppo non è accaduto in bici, ma è stato a piedi, perché doveva andare su una sagra della zona e è stato un tragico incidente. Infatti si sente anche la sua mancanza, perché la sua vivacità è difficile da smettere di ricordare. Per questo rimane sempre nei nostri cuori. Come per commemorare, anche per dare un monito ai studenti, abbiamo deciso di dedicare una borsa di studio. Come argomento sarà un PowerPoint dedicato alla sua più grande passione, la bicicletta, insieme ai petardi. Infatti tratterà la storia della bicicletta. E poi, come abbiamo visto qui, c'è la magnolia che ogni anno, insieme a tutti gli studenti che frequenteranno questa scuola, sboccerà insieme a loro. Ecco, anche la foto scelta mostra una delle passioni del piccolo Stefano. Esatto, come foto abbiamo scelto, è stata fatta questo giugno, perché era in vacanza insieme a dei suoi amici che hanno frequentato sempre la stessa classe. Sono andati ad Arezzo e ci diceva che dopo, quando compiva i 14 anni, avrebbe fatto il patentino. Quindi aveva già provato su un circuito privato e mi diceva spesso: dai Samuele che ai 14 prenderò la motocross. E un'altra novità bellissima è che voi avete dedicato una stella. Diciamo, è stata una sorpresa anche per me, perché è stato un regalo di famiglia.
infatti i nostri familiari hanno voluto dedicare una stella nella sua costellazione di quando è nato. Ecco, grazie mille Samuele. Da Lusiana Conco per il momento è tutto. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi, in collegamento in diretta con la collaborazione tecnica di Alessandro Costa Curta. Raid di furti a Nervesa della Battaglia. Sono almeno 3 le aziende nel mirino dei ladri che poi si sono dati alla fuga nei campi dopo aver colpito un distributore di latte. Per poco però non c'è stato il faccia a faccia con una donna e sulla vicenda indagano i carabinieri. Hanno scassinato le 2 porte del distributore del latte, aprendo di fatto, manomettendo tutto il distributore, il frigo diciamo, e prelevando l'incasso della giornata che circa montava centinaio di euro, poco più, e dopodiché si sono accaniti contro l'impianto elettrico. Probabilmente volevano rimanere a lavorare diciamo al buio e quindi hanno dissotterrato tutti quanti i cavi e hanno provato a staccare il faro, ma non ci sono riusciti. Questo uno dei danni più evidenti di una notte movimentata a Nervesa della Battaglia, località Bidasio. Qui siamo davanti all'azienda agricola Fiorotto con i fratelli Daniele, Stefano, Marina e quest'ultima a svegliarsi verso le 3 perché dopo essersi accaniti contro il distributore i ladri cercano di entrare nello spaccio che si trova a ridosso dell'abitazione. I 4 cani di famiglia sono agitatissimi. Marina pensa abbiano visto una volpe tra i campi. Sono uscita e baiavano ancora molto forte, mi sono diretta verso il negozio e avevo un bastone in mano. Ho sentito lanciare dei sassi verso i cani sono indietreggiati e là mi sono messa a urlare, a battere il bastone per terra e ho visto delle figure scappare per la vigna e dopo i cani li hanno rincorsi. Io non avevo la più pallida idea che ci fosse qualcuno della casetta, forse è stato meglio che non sia venuta qui, magari me li sarei trovati davanti la prima volta che sono uscita. I cani, tra questi Piccola, all'indomani sembrano provati, non si esclude possono aver avuto un incontro ravvicinato con i delinquenti. Ringrazio tutti quanti coloro clienti e amici che ci hanno scritto, ci hanno chiamato per solidarietà, appunto, per sapere prima cosa se qualcuno si era fatto male. Tanta paura e niente, poi appunto questa mattina infatti siamo venuti a sapere che erano intervenuti questi malviventi in altre attività in questa zona. Ecco. E in effetti si è trattato di un raid, la banda è stata al liquorificio del Piave ma non è riuscita a prelevare nulla, mentre all'outlet della ditta Asolo sono stati asportati zaini e giacche per 300 euro, indagano i carabinieri. Fino all'ultimo speravo fossero le volpi, dopo stamattina abbiamo trovato il disastro qua dalla casetta. E adesso parliamo di un fenomeno preoccupante e piuttosto diffuso, quello delle truffe con i finti carabinieri. Andiamo a Bassano del Grappa. I delinquenti hanno usato la voce sicura, modi gentili e una storia credibile. Così si sono presentati come carabinieri e hanno messo a segno 2 truffe ai danni di anziani nel quartiere 25 aprile a Bassano. Nel primo caso la vittima è un uomo di 80 anni. Tutto parte da una telefonata. Dall'altra parte un sedicente militare che parla di controlli e verifiche dopo furti in zona. L'anziano viene così convinto ad aprire la porta, nonostante fosse inizialmente reticente. Poco dopo arrivano i complici, in pochi minuti riescono a farsi consegnare contanti e gioielli, con la scusa di metterli al sicuro o verificarne la provenienza. Poi la fuga. Stesso copione nel secondo episodio, ai danni stavolta di una coppia, sempre di anziani. Anche qui la telefonata preventiva, poi l'arrivo dei falsi carabinieri. I truffatori chiedono di visionare denaro e preziosi, arrivano perfino a fotografarli. Una volta ottenuta la fiducia si impossessano di tutto e spariscono. Un copione purtroppo consolidato. Le vittime solo dopo si rendono conto dell'inganno e danno l'allarme. Chiamano i veri carabinieri che iniziano le indagini e stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali collegamenti tra i 2 colpi. Stanno visionando telecamere della zona. L'allerta è massima. I referenti di quartieri e le forze dell'ordine invitano alla prudenza. Maurizio Franchetti, presidente del quartiere 25 aprile, ripete che carabinieri e polizia non telefonano mai. Nessun carabiniere o poliziotto chiede denaro o gioielli. Il consiglio è chiaro: non aprire a sconosciuti e chiamare subito il 112 e il 113 in caso di dubbi. E una truffa del finto carabiniere è stata sventata a Spresiano. Ad essere stata presa di mira era stata una signora di 91 anni. Loro continuavano e mi minacciavano che vengono qua a casa e ho detto io vi aspetto.
Non una telefonata estemporanea, ma l'ennesima di una lunga serie, perché quello dei truffatori è ormai un assedio. Spresiano, via Gioberti, all'apparecchio della signora Assunta, 91 anni, chiamano sedicenti carabinieri di Treviso. Solito copione, un'auto coinvolta in una rapina, soldi e gioielli da consegnare per non finire nei guai. A rispondere non è l'anziana, ma la nuora Valerica, che capisce e replica in malo modo. Come si permetta di parlare così? Io parlo come voglio, perché siete dei truffatori e a me non mi fregate e non mi rompete più. E noi qua arriviamo, sappiamo addirittura tutto, indirizzo di casa, tutto della mia suocera, di quanti anni, no? Ho detto, vi aspetto qua, venti. Mi ha detto, chiama 112, non ti preoccupare che so farlo. Infatti, dopo che ho chiamato Carabinieri. Al telefono, dice senza esitazione, era un italiano. L'ennesimo tentativo di raggiro, conferma. Che se fosse la prima volta, vabbè, ci può stare. Però una volta, 2, 3, 4 e là uno si fa una domanda. Malgrado ne abbia già respinti al mittente parecchi di truffatori, la donna ammette di essere rimasta scossa. Le informazioni che avevano, dice, dati, indirizzo, erano davvero molte. Tanta paura, infatti sono arrivati dei corrieri, si ferma, ero sempre con la paura perché non sai che può arrivare. Qui è stata la prontezza della nuora a sventare la truffa, ma non tutti gli anziani hanno qualcuno accanto. E questa mi dispiace tanto perché magari hanno un risparmio di tutta la vita, si trovano con dei balordi di genere, non è bello per niente. Se la senti di lanciare un appello? E di fare tanto attenzione, perché qualsiasi cosa che chiamano carabinieri, che è ospedale, ci sono modalità diverse di avvisare le persone, di non cascare in questa trappola, perché può essere dannosa come puoi vivere con una trauma. Allora parliamo della vicenda che riguarda la Global Sumud Flottiglia. Come sapete è stata bloccata e gli attivisti sono stati fermati, tra di loro ci sono anche due veneti. Noi ci colleghiamo adesso in diretta con Treviso, dove si trova per noi Daniela Sizia per le ultime novità su questo caso. Uno dei due fermati è un trevigiano. Buongiorno Daniela. Buongiorno Filippo, buongiorno anche ai telespettatori. Sono 4 in realtà i fermati, l'abbiamo saputo nelle ultime ore, sono 4 i veneti, 2 sono trevigiani e un veronese e un padovano. La notizia di poco fa è che sono stati liberati tutti e 24 gli italiani fermati dalla milizia israeliana, sono stati fermati e riportati in Grecia, sono a Creta. Stanno relativamente bene insomma per queste ore di prigionia. Io sono in compagnia di Ruggero Sorci del centro sociale Django. L'avete sentito, Luca è uno dei fermati, il trevigiano, come sta? Allora, Luca sta bene. Ieri sera è stato portato in ospedale comunque per farsi refertare, diciamo, le ferite insomma dovute a un trattamento di fatto di tortura subito dai militari israeliani durante la detenzione, però sta bene, di buon umore, insomma si cerca comunque, ovviamente poi ci si fa forza anche del fatto di essere in tanti insieme, e comunque sì, sta bene, ecco. È stato picchiato? Ha subito quelle che di fatto sono le torture, che sappiamo bene essere 1/100 di quello che subiscono le persone palestinesi detenute dentro le carceri israeliane, e come dire, è stato dato in qualche modo anche un assaggio di cosa è capace di fare l'esercito di un cosiddetto Stato democratico come Israele. Ecco, i 24 italiani sono stati tutti liberati, però 2 invece sono stati portati in Israele per essere interrogati. Sì, i 2 dei portavoci della Global Sumud Flottiglia sono stati portati in Israele o verranno portati in Israele, ancora non si sa niente perché la Marina israeliana incredibilmente non dà informazioni su 2 cittadini europei che sono illegalmente detenuti, ma si tiene per sé le informazioni. Si tratta di Tiago Avila, un compagno portoghese, e Saif, che è un compagno che ha la doppia cittadinanza spagnola e palestinese. Quest'ultimo in particolare, se dovesse essere portato in Israele, rischierebbe anche di rischierebbe la pena di morte, perché è quanto prevede la normativa israeliana per i prigionieri palestinesi. E questa cosa dell'assurdo, perché si tratterebbe di un rapimento fatto in acque internazionali e poi con questa persona portata in Israele e successivamente appunto eventualmente condannata. Tutto questo è assurdo e assolutamente illegale.
Ecco, fra l'altro Filippo, tutte le imbarcazioni fermate sono state danneggiate, quindi non possono proseguire. Alcune, ci diceva Ruggero, sono state addirittura, anzi sono affondate proprio per una tempesta che è avvenuta questa notte. Sì, le barche sequestrate sono state danneggiate da parte dell'esercito israeliano che le ha rese inutilizzabili. Questa notte c'è stata una tempesta a Creta, per cui molte di queste barche sono affondate. Tra l'altro ci risulta che uno degli equipaggi di queste barche assaltate sia stato lasciato sulla barca danneggiata in balia appunto poi delle onde e della tempesta. Per fortuna l'intervento delle altre barche che invece hanno continuato la missione è riuscito a portare in salvo l'equipaggio, ma si tratta di una cosa assurda, di una violenza gratuita e sicuramente non di un comportamento di uno Stato democratico. Ecco, i 4 veneti insieme agli altri 20 italiani, totalmente 24, dovrebbero tornare a casa, missione insomma finita? No, la missione non è finita, ci sono ancora 30 barche in mare. Sì, per gli italiani intendevo. Per quelli che sono stati fermati, sì, probabilmente per molti di loro la missione sarà finita. È chiaro che attualmente la cosa più importante è comunque riuscire a fare pressione per far sì che le 2 persone attualmente ancora detenute vengano liberate, perché questa cosa è sicuramente, come si dice sempre, si parte e si torna tutti assieme. Mentre le altre imbarcazioni continuano? Le altre imbarcazioni continuano, la missione non è finita, si tratta di una missione umanitaria pacifica, non violenta, e la missione deve essere portata fino alla fine. Arrivare fino alle coste di Gaza è un diritto delle persone, si tratta di navigare in acque internazionali e di raggiungere un paese al quale viene applicato un blocco navale assolutamente illegale e illegittimo. Grazie davvero Ruggero. Ovviamente vi aggiorneremo poi sulla situazione dei nostri concittadini, dei veneti ma anche degli italiani che si trovano ora in questo momento a Creta. Fortunatamente sono stati liberati nelle ore scorse. Luca ha già chiamato il papà, ha detto che sta bene, l'avete sentito, e forse insomma nel pomeriggio riusciremo anche a sentire proprio la sua voce, quella anche di Beatrice, perché l'altra trevigiana di Motta di Livenza che era stata catturata insieme a tutti gli italiani. Da Treviso è tutto, Filippo ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia per questo aggiornamento in diretta con la collaborazione tecnica di Tommaso Migotto. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, parliamo di gioco d'azzardo. I dati del 2025 parlano per Vicenza di 40 milioni persi in un anno. L'allarme è stato lanciato dal consigliere comunale Raffaele Colombara sull'allarme sul rischio dipendenza relativo soprattutto al fenomeno del gioco online che è in crescita tra i giovani. Numeri che danno la dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia nel 2025, pubblicati nella prima relazione sul settore dei giochi pubblici trasmessa alle Camere dal Ministero dell'Economia, per un volume complessivo che ha raggiunto circa 180 miliardi di euro. A lanciare l'allarme, snocciolando i dati locali, è il consigliere comunale Raffaele Colombara. Quello che riguarda Vicenza è significativo, abbiamo un volume di oltre 240 milioni di euro per una perdita di 40 milioni che vuol dire qualcosa come 110 mila euro al giorno. A preoccupare, spiega Colombara, è la crescita del gioco online tra i più giovani. Oggi abbiamo visto che il numero di giochi, di conti online che hanno i ragazzi in mano, i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, sono in Italia più di 8 milioni. La ricarica media che si è stimata è di 39 euro al mese per ragazzo. Ma tra le criticità evidenziate, quella che lo Stato rischi di entrare in contraddizione tra tutela della salute e interesse fiscale. Noi sappiamo che gli enti locali, le regioni, i comuni sono sempre stati in prima linea per difendere il territorio da questa dipendenza, e invece oggi lo Stato sta tendendo a distribuire alle regioni, ai comuni i proventi del gioco d'azzardo. In questo modo capiamo benissimo come si sta sminuendo e anzi deprivando i comuni del loro ruolo importante. Allora parliamo di politica, andiamo a Bassano del Grappa, c'è un terremoto in vista nel Consiglio Comunale, ce lo si chiede dopo che nell'ultima seduta la maggioranza è andata sotto.
Partiamo da questo risultato che sancisce la bocciatura di un provvedimento in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa. 8 favorevoli, 9 contrari, 5 astenuti e qualche assente. E la maggioranza va sotto sulla variante urbanistica che avrebbe dovuto portare alla costruzione di una struttura abitativa in Santissima Trinità. Lasciamo agli archivi tutta la discussione sul progetto che per qualche mese ha fatto il tiro e molla in commissione prima di approdare nell'Aula Grande e diamo invece un'occhiata alla geografia del voto. Già, perché se l'opposizione ha fatto il suo votando no con l'appoggio di Pietrosante, parte della maggioranza si è astenuta facendo andare sotto la coalizione che sostiene Nicola Finco. Ci sono casi in cui una sconfitta può aprire una crisi politica, ma per temi decisamente più importanti e dirompenti. Qui la faccenda invece è più sottile e per spiegarla bene basta citare un messaggio apparso nella chat della maggioranza subito dopo la bagarre in aula. Quando il sindaco Finco ha pubblicato le notizie di stampa, come dire ai suoi «guardate cosa avete combinato», un consigliere ha subito ribadito la sua posizione, dicendo che più che una spaccatura di maggioranza, quella dell'altra sera è una sfiducia all'assessore all'urbanistica, Andrea Zonta, il quale viene pure invitato a fare le sue considerazioni, visto che, citiamo testualmente dalla chat, i colleghi del suo partito non si sono fatti in quattro per essere presenti e aiutarlo. Un attacco bello e buono a Stefano Giunta ed Elena Pavan, entrambi di Fratelli d'Italia ed entrambi assenti proprio nella serata più delicata per l'assessore e collega di partito. A questo punto viene quindi naturale chiedersi da dove parta questa presunta sfiducia nei confronti di Zonta, dalla maggioranza o proprio da Fratelli d'Italia? E soprattutto, dove andrà a far danni questo scossone? C'è chi sussurra la parola rimpasto, chi invece fa notare a bassa voce che a Zonta converrebbe salutare i fratelli per accasarsi in una delle liste di sostegno di Finco, se proprio non si vuol parlare di Lega. Insomma, l'attrito fra le due anime del governo cittadino si fa sempre più forte, come due placche tettoniche che dai vanno ognuna per proprio conto, dando vita a un terremoto del massimo grado della scala Mercalli. Anzi, scala Zonta. E il proliferare di richieste per di progetti di parchi agrivoltaici è arrivato in Consiglio Comunale a Venezia. Erano presenti diversi sindaci della provincia di Vicenza. Si è parlato in particolare anche del progetto che riguarda Rosà. I sindaci di fatto chiedono di avere la possibilità di poter dire anche di no o comunque di individuare delle aree dove poter fare questi impianti o meno. L'agrivoltaico sbarca a Venezia per la prima volta. Le amministrazioni, come quella di Rosà, alle prese con un progetto sul quale il territorio ha già detto di no, hanno potuto confrontarsi con i consiglieri regionali per capire come combattere un fenomeno che rischia di diventare ingovernabile. Sono nati degli spunti anche dal punto di vista tecnico e normativo su cui c'è la possibilità di lavorare insieme e abbiamo trovato appunto disponibilità anche da parte degli assessori che hanno a cuore la questione del nostro territorio. Alla riunione hanno partecipato anche l'assessore allo sviluppo economico Massimo Bitonci e quello al governo del territorio Marco Zecchinato, dai quali i primi cittadini si aspettano un grande aiuto in questa situazione. Durante l'incontro è emersa infatti di nuovo la mancanza di mezzi normativi, troppo spesso vecchi e inadeguati, e le armi spuntate a disposizione delle amministrazioni che si trovano di fronte a un progetto impattante. Ecco quindi cosa chiedono i sindaci alla Regione. Di sicuro la Regione deve intervenire per quanto riguarda l'idoneità delle aree e quindi cercare di fissare dei criteri all'interno della legislazione urbanistica e quindi intervenire come in termini di pianificazione urbanistica, perché questo è il potere che ha la Regione, la competenza propria della Regione, perché nel momento in cui andiamo a creare dei precedenti rischiamo che diventi troppo tardi. La domanda sorge spontanea. Posta una normativa inadeguata e una posizione di svantaggio da cui partono i sindaci, ci sono i mezzi per bloccare questi progetti se il territorio non li vuole? Ci sono situazioni in cui ci sono dei margini. Noi dobbiamo trovare le vie normative e politiche per far sì che questo possa essere. Adesso lo valutiamo, abbiamo voluto aspettare appunto i sindaci per capire
che cosa chiedessero esattamente. Adesso abbiamo tutto per farlo e quindi ci muoveremo di conseguenza. La palla passa quindi al Consiglio regionale, dove verrà portato un provvedimento per rispondere finalmente alle richieste dei cittadini. Ecco il piano di battaglia di Roberto Marcato, che sulla vicenda dell'agrivoltaico ha messo la faccia fin da subito. Adesso noi come Consiglio valuteremo intanto la possibilità di fare una risoluzione bipartisan da mandare al Governo e poi una via legislativa per andare incontro alle richieste di questi sindaci. È un dovere che abbiamo noi come consiglieri. Ora voltiamo decisamente pagine, parliamo di una festa che è in atto a Venezia, si festeggia da ieri per il motivo che vediamo adesso. Le immagini della festa La Spezia, dove il Venezia ha conquistato il ritorno in Serie A dopo solamente un anno in Serie B, peraltro in un campionato ampiamente dominato. Noi ci colleghiamo immediatamente proprio con Venezia, col centro storico di Venezia, dove c'è per noi Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Sì, ci troviamo qui in Campo Santi Apostoli, nel cuore della città di Venezia, insieme a una rappresentanza di tifosi del club Alta Marea. Abbiamo poi qui anche vari tifosi con le sciarpe, c'è la maglietta, quella nuova se non erro sì di quest'anno, ma siamo con Franco Vianello Moro. Dunque c'è già una ricerca spasmodica per i biglietti di venerdì, l'ultima partita, ma ieri alla Spezia che emozione è stata? Una grande emozione perché abbiamo conquistato la Serie A con una giornata d'anticipo e potrebbe essere la prima volta che veniamo promossi da primi. Potrebbe essere perché il Venezia ieri è riuscito a conquistare la matematica certezza della promozione a un turno dalla fine del campionato, pur pareggiando perché il Monza ha perso, quindi il Venezia guida la classifica con un punto di vantaggio sul Frosinone, per cui venerdì 8 maggio, oltre alla festa sarà anche la giornata decisiva per capire chi tra Venezia e Frosinone vincerà il campionato di Serie B. Ma se sei d'accordo farei partire un contributo con alcune interviste esclusive che abbiamo realizzato ieri sera al ritorno della squadra prima dell'arrivo a Venezia. Quando è che hai capito che era la svolta di quest'anno? Oggi. Oggi soffrendo, però al di là della partita, per quello che hanno fatto i ragazzi, per come abbiamo giocato, per le prestazioni che abbiamo avuto sul campo, non poteva finire diversamente. Squadra veramente straordinaria e a cui va il mio grazie speciale, perché chiaramente senza i giocatori non si va assolutamente da nessuna parte. A chi la dedichi questa promozione? Ma non c'è una dedica speciale, c'è sicuramente una sensazione, un riconoscimento che va a noi stessi. Sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto, noi stessi intendo società, tifosi, tutti quanti a Venezia, ai ragazzi, allo staff, a tutto il lavoro quotidiano che abbiamo condiviso tutti insieme.
e questo feeling speciale che si è creato con la città, che è sicuramente un fattore. Sono orgoglioso della squadra ma anche della società, perché la società ha fatto un buon step l'anno scorso, hanno scelto i giocatori veri per questa squadra e alla fine si è visto che tutti i passi che abbiamo fatto erano giusti per andare in Serie A. Già all'inizio dell'anno si vedeva che la squadra era fortissima. Io in ritiro non mi potevo ancora allenare, ma ho visto la squadra allenarsi e ho visto veramente una squadra che poteva andare alla fine, come l'abbiamo fatto adesso. La svolta non lo so, forse la partita contro il Frosinone che abbiamo vinto fuori casa, forse si può dire questa partita, ma alla fine il passo che abbiamo fatto fino adesso è stato straordinario. Siamo qui con appunto un gruppo di tifosi che ringraziamo. Ieri sera sono rientrati tardi dalla Spezia e si ragionava, signora buongiorno, grazie per essere con noi, si ragionava un po' un successo del quadro ma di tutta la città. Sì, è stata una festa del Venezia Calcio, della società, della squadra, dell'allenatore e dei tifosi, ma noi come tifosi tifiamo questa squadra perché vogliamo bene a questa città e la squadra vuole bene a noi. Poi ha fatto più di qualche trasferta con il club? Sì, ho fatto una decina di trasferte proprio perché c'è questo bel clima di vicinanza e di sintonia tra la società e la città. Signora, cosa ne pensa? Beh, sono perfettamente d'accordo e in più vorrei dire che ho appena fatto una tessera del tifoso per mio figlio che sta in Australia, che verrà, speriamo, a vedere anche lui la partita venerdì. Perché insomma siamo qui di Venezia e io sono tornata a vivere qui e sono felice e questa è una cosa che mi dà ancora più gioia. Quindi anche dall'Australia tifano per il Venezia, questa è una cosa strepitosa, dimostra come la squadra e il nome di Venezia non abbiano veramente eguali nel mondo o con pochi eguali al mondo. Una passione arancione verde da sempre la sua. Senza dubbio, da sempre tifo Venezia e questa è una grande gioia. Poi un campionato così dominante non me lo sarei mai aspettato. Non avevo questa aspettativa. Quando ho preso l'abbonamento non pensavo e è stata una grandissima sorpresa, bellissima. Allora, una società anche in grande crescita, lo ricordiamo con un progetto solido, voglio ricordare il grande lavoro di Filippo Antonelli, grandissimo direttore sportivo, general manager, di tutto il suo staff, dei giocatori, insomma sintomo che la società cresce e quest'anno, il prossimo anno sarà in Serie A per tentare di rimanerci. Sì, assolutamente, bisogna rompere questo tabù. Il Venezia tutte le volte che è salito in Serie A è retrocesso l'anno successivo. Quest'anno bisogna assolutamente che Filippo Antonelli, la società, la squadra, l'allenatore giochino per rimanere in Serie A. Allora, Presidente, che appuntamenti diamo ai tifosi per la prossima settimana? Aggiungo, da qualche indiscrezione, Filippo, aggiungo che poi anche la società celebrerà in qualche modo, si sta pensando di organizzare un corteo acqueo, probabilmente sarà dopo la partita con il Palermo, perché adesso i giocatori hanno 2 o 3 giorni di meritato riposo, sicuramente ci saranno incontri ufficiali, forse ci sarà una visita a San Marco, vi terremo aggiornati sul programma. Ma che appuntamenti diamo ai tifosi? C'è anche il Club Altamarea che darà un premio nei prossimi giorni. Sì, noi abbiamo da molti anni istituito un premio che si chiama Il Migliore. È un premio che viene consegnato al giocatore che ottiene il maggior numero di voti da parte dei soci del club e stiamo chiudendo le votazioni entro stasera e c'è un bel testa a testa. Posso chiedere chi sono i favoriti senza dire chi ha vinto? No, non si può ancora dire chi ha vinto, ma c'è veramente una battaglia all'ultimo voto fra Svoboda e Busio. Ecco, questa è una piccola anticipazione. Ringraziamo il Presidente
che ce l'ha detto, ma ricordiamo qui anche i giocatori magari che hanno giocato meno, che sono stati fondamentali, lo stesso per il gruppo Venturi e tantissimi, come ha ricordato mister Stroppa, è stato veramente un successo di tutta la squadra. Se non hai domande dallo studio, qui da Venezia, insieme a Simone Merlo, che ringrazio e che ha curato la parte tecnica, ti restituisco la linea. E noi ringraziamo invece Lorenzo Maier per questo bel reportage, queste interviste esclusive al Venezia poco dopo la matematica promozione in Serie A. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentornati a Focus TG, ora ci spostiamo in provincia di Belluno perché c'è un colpo di scena sulla discussa vicenda del taglio dei tigli in via Feltre legato al progetto di riqualificazione complessiva della strada. Il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva proposta in via d'urgenza da Italia Nostra. La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale delle scorse ore, la seconda sezione presieduta dalla Presidente Grazia Flaim, ha accolto la domanda urgente cautelare presentata da Italia Nostra per conservare i 79 tigli ancora esistenti in via Feltre. Siamo soddisfatti perché il TAR ha accolto tutte le motivazioni del nostro ricorso per impugnare praticamente tutte le delibere di approvazione di questo progetto, compreso la conferenza di servizi, e il TAR con delle motivazioni che il TAR ha accolto completamente. Tutto sospeso dal TAR, che ha disposto la provvisoria sospensione dell'esecutività della delibera della Giunta Comunale dello scorso 5 marzo di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di via Feltre, nonché della determinazione del precedente 2 marzo, nella parte in cui il Comune di Belluno ha disposto il taglio e l'estirpazione di 2 filari di alberi di tiglio, parzialmente già abbattuto, disponendo la sospensione dei lavori di abbattimento delle alberature ancora esistenti. Abbiamo la preoccupazione che i tigli fossero tagliati, fossero abbattuti adesso in maggio, e quindi addirittura il 4 di maggio, così c'era stato detto da voci, anche voci attendibili, e quindi ci siamo preoccupati di far richiedere immediatamente al Presidente del TAR un decreto monocratico di sospensiva. La Presidente della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale ha fissato la Camera di Consiglio per il prossimo 21 maggio per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Noi rinnoveremo la nostra con anche ulteriori motivi, e per cui noi speriamo di portarla a casa questa vittoria, una vittoria totale. Noi abbiamo anche delle alternative da proporre a questo progetto. Non è che siamo contrari a rimettere a posto via Feltre, abbiamo una nostra proposta e siamo aperti a fornirla anche al Comune. Ed ora a Vicenza, all'ospedale San Bortolo, effettuati i primi 3 impianti con defibrillatore extravascolare, una tecnologia salvavita innovativa che rappresenta il risultato di una collaborazione tra la cardiologia e la cardiochirurgia. Al San Bortolo sono state effettuate le prime procedure di impianto di defibrillatori cardiovascolari di tipo extravascolare, ultima frontiera tecnologica che si affianca a quella tradizionale, ma la cui novità consiste nella particolare collocazione del dispositivo, meno invasivo per il corpo umano. È una tecnologia salvavita, si chiama defibrillatore extravascolare, la cui caratteristica fondamentale è che, oltre a contenere le funzioni tecnologiche tipiche del salvavita, si impianta per via extravascolare, cioè al di fuori di cuore e vasi, quindi rispetta integralmente la fisiologia di questi organi. È una macchinetta, in parole molto semplici, collegata a un filo, che va in stretta vicinanza al cuore, sente il cuore, sente l'attività elettrica e, quando necessario, salva la vita erogando una terapia che può essere sia uno shock sia una stimolazione ad alta frequenza, e questa è la grande novità. 3 ad oggi defibrillatori extravascolari che sono stati impiantati all'ospedale di Vicenza su altrettanti pazienti affetti da grave cardiopatia ed esiti di arresto cardiaco sul territorio. Qual è il vantaggio immediato? Il vantaggio immediato è che io non ho cateteri nella spalla, quindi in qualche modo mi muovo.
permette a ovviare a quelle situazioni particolari in cui ovviamente noi abbiamo sempre una riflessione in più prima di procedere all'impianto. Pazienti molto giovani, pazienti con fattori di rischio particolari come diabete, insufficienza renale, infezioni ricorrenti, quindi ci permette maggior libertà d'azione. Ed ora andiamo a Venezia, perché in questi giorni di feste, non solo per la promozione in Serie A, per il ritorno in Serie A dopo solo un anno di Serie B della squadra di calcio, la città è invasa dai turisti. La Basilica di San Marco è tra i luoghi ovviamente più visitati non solo di Venezia ma di tutto il mondo. A Venezia buoni visitatori alla Basilica Cattedrale di San Marco, numeri record in questo inizio di primavera. Da Pasqua poi i ponti e le feste del 25 aprile e durerà anche del 1 maggio hanno fatto registrare un'impennata delle prenotazioni online. Il professore Amerigo Estucci, già rettore dell'Università di Architettura UAV di Venezia, parla di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto, e di come siano arrivati in modo rocambolesco in Laguna, dove sono ancora custoditi in Basilica, le spoglie dell'Evangelista Marco. La creazione di un percorso che porta avanti, forte della forza che Venezia aveva costruito nei secoli, ma soprattutto con la forza che le viene con l'arrivo delle spoglie di un importante santo della cristianità. La leggenda vuole che gli fosse apparso un angelo che gli aveva detto: tu qui verrai per sostenere l'identità della cristianità. Ed è questo il momento in cui San Marco partecipa proprio alle scelte che Venezia e tutti i veneti hanno portato avanti. Il professore Estucci, tra i suoi vari incarichi, ha seguito per molti anni la Basilica Cattedrale, anche con il ruolo di primo procuratore vicario di San Marco, il 28 aprile 2024, giornata della storica visita di Papa Francesco a Venezia, conclusa proprio con un momento di preghiera personale in Basilica del Santo Padre. La Basilica cominciò a essere costruita nell'868, quando i due veneziani presero il corpo di San Marco in Egitto, lo portarono a Venezia, e a quel punto nello spazio dove c'è oggi la Basilica si cominciò a costruire questo più importante tempio della cristianità. Ed è conto alla rovescia per la 12ª edizione della Treviso in Rosa. Sono previste circa 10.000 donne che parteciperanno all'iniziativa. La partenza è domani mattina alle 9:30. C'è un giorno in cui Treviso si sveglia diversa, più viva, più leggera, più unita, più rosa. È il giorno della Treviso in Rosa, 12ª edizione di un evento che negli anni è diventato qualcosa di molto più grande di una corsa o di una passeggiata. L'Onda Rosa è un fiume di energia, di colore, di sorrisi, pronto a invadere le strade della città attraverso un rito collettivo, una festa condivisa, un simbolo di partecipazione, consapevolezza e solidarietà a favore della Lilt, che dall'inizio è partner dell'evento. Una lunga storia partita nel 2015, che oggi è diventata la prima corsa in rosa più partecipata in Italia e ha raggiunto le 100.000 presenze. È un traguardo straordinario, bellissimo, che quando siamo partiti non ci aspettavamo, però mi ricordo bene quando con Enrico decidemmo la prima edizione che non c'era nulla a disposizione delle sole donne. Quante iscritte c'erano alla prima edizione? Erano intorno alle 1400, che era un numero importante perché la organizzammo in soli 40 giorni. Qui generazioni diverse e storie personali trovano spazio e sostegno, come fa l'Ilt attraverso i suoi 900 volontari provinciali. La promozione della cultura della diagnosi precoce, quindi visite, promuovere iniziative volte proprio a creare consapevolezza nelle persone, nella donna, che poi la donna è una regista anche per la propria famiglia, non è solo verso se stessa ma anche verso la propria famiglia. Non conta il tempo, non conta la prestazione, conta esserci insieme, business partners e volontari che si muovono dietro le quinte. Abbiamo preparato 10.000 sacche in 4 serate con tantissimi volontari che la sera al DHR Hotel venivano spontaneamente, sempre col sorriso. Una città che si unisce attorno ai valori profondi della solidarietà, dell'attenzione alla persona, dell'attenzione alla salute e quindi alla cultura della prevenzione. E come ama dire il sindaco, pronto al consueto bagno di folla. È l'unica invasione, no, che ci piace, quell'invasione rosa fatta di sorrisi, fatta di condivisione, fatta di storie, in alcuni casi fatte anche di sofferenza, che però se messa in condivisione, se messa a disposizione di tutti, può diventare anche una storia di cura, di supporto.
Era l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e poi a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.